Saluto gli ospiti che ci hanno raggiunto. Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, grazie. Buongiorno, grazie per essere con noi. Voglio sentire anche senatore Patuanelli. Ciò che l'onorevole Sardone chiama equilibrio, io chiamo assolutamente incapacità di prendere una posizione, perché in realtà le uniche cose che il governo ha detto è che non condividiamo e non condanniamo, che significa non abbiamo una posizione, perché o si condivide un'azione militare o la si condanna. Non è che si può dire non abbiamo gli elementi per condannarla o per supportarla. Peraltro nel passaggio c'è un passaggio secondo me molto importante di quello che dice Donald Trump, che inizia dicendo tutti gli alleati della NATO erano d'accordo con me e adesso però non vogliono intervenire. Siccome mi sembra che l'ospite dopo di noi nel prossimo blocco c'è il ministro degli esteri Tajani. Arriva il ministro Tajani. Magari proviamo a chiedergli, ma è vero che condividevamo con gli Stati Uniti e con Israele questa azione? C'è stata una discussione preventiva sul farla? Perché se il Presidente degli Stati Uniti dice una cosa del genere sarebbe interessante capire se allora forse non è vero che non condividevamo quello che è stato fatto, ma lo condividevamo. Ma allora a quel punto però bisogna essere conseguenti e quindi ha ragione Trump. Allora bisogna dare il supporto navale, eccetera. Io vedo invece un governo italiano, ma l'Europa tutta, con pochissime eccezioni, che è molto indecisa sul da farsi. E qui non si tratta, guardate, di rompere l'alleanza con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti saranno sempre i nostri alleati. E che tra alleati qualche volta dire un no forse aiuta anche nel rapporto. No? È anche immaginata per cercare di indebolire quello che è il principale alleato nella Cina e in Medio Oriente. Questo sarà il problema principale però, perché io credo che la Cina mai potrà acconsentire al fatto che gli Stati Uniti siano quelli che gestiscono il 30% circa del loro approvvigionamento di petrolio che arriva dall'Iran, e quindi è molto pericoloso invece andare a toccare. Poi tutto il ragionamento sul perché della guerra, poi casualmente c'è anche il petrolio, ma casualmente. Allora, senatore. Primo, non mi sembra che in Europa ci sia una maggioranza di centrosinistra. Forza Italia non credo sia di centrosinistra, mi sembra che partecipi al PPE che sta al governo. Non ho interrotto, per cortesia, quando parlo non interrompa lei, perché io non interrompo e lei non interrompe, soprattutto per dire sciocchezze. Quindi prima di tutto... La sciocchezza le dirà lei o qualcuno della sua famiglia, io no, diciamo. No. Allora, la maggioranza centro-sinistra in Europa, tesoro. Vado sicuramente a vedere le parte dell'amministrazione con i tossici e tutta la droga che viene spacciata, nonostante la sinistra per anni ci abbia raccontato che a Rogoredo non c'era più nessuna piazza di spaccio. Ma Matteo Salvini non ha già cancellato le accise con Ma mi scusi, lei quindi sostiene che ci sia una maggioranza di centrodestra al Parlamento europeo? Non è di centrosinistra, è una maggioranza che riguarda sia il Partito Popolare che all'interno. Il partito di, diciamo, Renzi, Calenda, Renew è interno. Ursula von der Leyen è un esponente di centrosinistra? È stata votata dal centrosinistra, tesoro bello. È stata votata dal centrosinistra, ma non certo da Forza Italia. Non certo dalla Lega. La Lega non è al governo. Allora, chiedo scusa, veniamo alla risposta. Chiedo scusa, onorevole. Voglio chiudere il senatore. Ma dai, senatore, concludiamo. Ignorante a chi? No, mi scusi, lei dice che sciocchezze a lei invece si nervosisce se le dico che è ignorante. È ignorante perché lei ignora il fatto che ci sia un governo di centrosinistra. Mi fate una cortesia, mi fate sentire un altro Trump? Senatore, a lei la risposta e poi chiudiamo il giro, perché poi vorrei che Sardone e lei poteste fare una battuta sul referendum. Sulla questione delle bollette penso invece che il governo veramente ha fatto poco e niente sul tema delle bollette. C'è un problema di risorse oggettivo, ma serve ovviamente chiedere una condizione di flessibilità maggiore all'Europa. Abbiamo un patto di stabilità che in questo momento dovrebbe essere sospeso perché abbiamo delle esigenze di poter fare investimenti per aiutare famiglie e imprese. Dopodiché io credo che non ci sia stata nessuna ideologia green, credo che l'unico modo che abbiamo per essere indipendenti dal punto di vista energetico nel nostro Paese è spingere sulle rinnovabili, con un percorso che non uccida ovviamente tutta la nostra produzione industriale, ma quel percorso va sostenuto con convinzione, perché sarà l'unico modo con il quale potremo essere indipendenti dal gas a zero, piuttosto che dal petrolio iraniano, piuttosto che dal nucleare degli altri paesi. Anch'io invito i cittadini a entrare nel merito della riforma e non per votare contro il governo di Giorgia Meloni, che cercheremo di battere le prossime elezioni politiche e non con questa tornata referendaria.
e nel merito c'è un aspetto che io ritengo molto pericoloso di questa riforma, ossia il fatto che oggi il pubblico ministero ha come suo obiettivo l'accertamento della verità, quindi anche la raccolta di prove a difesa dell'imputato o dell'indagato. Domani sarà un super poliziotto che avrà come obiettivo la condanna, ma avrà in mano il potere della polizia giudiziaria e quindi dell'autorità giudiziaria. E credo che soltanto i ricchi potranno permettersi un difensore, un avvocato difensore all'altezza del PM, e si creerà una giustizia di classe. È molto pericoloso dare quel potere ai pubblici ministeri.